La Commissione in questo anno ha lavorato molto su molteplici aspetti. Diciamo che il lavoro è ancora molto da fare perché l'esclusione di una parte delle donne dal mondo del lavoro, il fatto che la maternità non venga percepita come un valore sociale, molti diritti che in realtà sembrano nella carta essere reali e formali, poi nella sostanza purtroppo non attraversano la vita delle donne. Quindi noi dobbiamo lavorare affinché ci sia questo concetto di pari opportunità, intendendolo come diritti costituzionalmente garantiti, deve assumere un significato pieno. Questa commissione ha messo in atto parecchie attività rivolte al superamento delle discriminazioni nei confronti delle donne e proprio per promuovere una vera cultura di pari opportunità uomo e donna. Io penso che questo sia proprio il modo giusto per fare quello che io ritengo sia un vero un cambiamento a livello culturale, istituzionale e non proprio diminuire le discriminazioni. Vuol dire rendersi conto che la donna e l'universo femminile hanno ancora grandi passi da fare in tanti campi, il mondo del lavoro, la piena rappresentanza all'interno delle istituzioni, la garanzia anche della piena conciliazione dei tempi tra la famiglia e la vita lavorativa. Quindi è un'occasione in realtà per ripartire con più slancio per gli impegni che ci aspettano dal 9 marzo di ogni anno in poi, e penso che sia una data che merita in questo caso di essere festeggiata con questo spirito e con questa motivazione, perché sono stati fatti grandi passi in avanti ma c'è ancora tanta strada da percorrere.